Altro che miracoli. Parlare di calcio e di Acragas ad Agrigento significa mettere il dito in dolorose piaghe, e il tutto in un momento in cui il gioco si è fatto piacevole, come testimoniano i risultati e la classifica. All'addio di Giavarini c'è stato un susseguirsi di comunicati e fatti nuovi che lasciano sbalordito l'ambiente bianco-azzurro. Ultimo il deferimento della società, del quale ci siamo occupati ieri. Nel bel mezzo delle storie tristi che accompagnano ormai l'Acragas è arrivata la conferenza stampa del sindaco Lillo Firetto riguardo l'impianto di illuminazione, la cui mancanza costringerà la squadra a partire da sabato ad un vero e proprio esilio. Stando così le cose, e lo abbiamo ascoltato già ieri dalla voce del primo cittadino, la questione si traduce in una presa in giro da parte di chi ha tante volte annunciato l'inizio dei lavori per l'illuminazione del Seneto, senza però arrivare a nulla di concreto, sperando nella manna dal cielo. Noi siamo in questo momento con una comunicazione edilizio lavori di illuminazione che è arrivata nell'agosto di quest'anno ed è ancora in piedi perché i tempi di esecuzione ci sono tutti, ragione per la quale non abbiamo elementi per andare a disdettare una convenzione. È evidente che farlo ora tra l'altro sarebbe fuori dalle regole, sarebbe anche un andare contro la società in maniera assolutamente gratuita in un momento in cui si dice che ci siano delle trattative in corso per la cessione delle quote societarie e questo evidentemente sarebbe di nocumento anche a quelle trattative, sarebbe un'operazione assolutamente gratuita. Ma siccome l'Acragas è patrimonio di questa nostra città è evidente che noi siamo qui a voler ragionare, lo faremo dall'inizio della prossima settimana. C'è da un lato la federazione che non intende più accettare scuse e dall'altro lato una società che si è cullata troppo, il cui limite è uscito allo scoperto dopo l'addio di Giavarini. Insomma, senza più i soldi del presidente azionista, l'Acragas potrebbe chiudere bottega da un giorno all'altro e sarebbe questa la vera mazzata sul collo di tantissima gente che davvero ama i colori bianco-azzurri. I punti di penalizzazione per la triste vicenda dei pagamenti rischiano ora di vanificare l'impegno dei giovani e non ci potranno essere attenuanti e diventa inutile, così stando le cose, chiedere il conforto dei tifosi, visto che sono loro le prime vittime della incredibile situazione. E la telenovela non finisce certo qui.